Il piano di rinascita è diventato operante da troppo poco tempo per poter risolvere i problemi secolari dell'isola. E chi non ha tempo per aspettare perché pressato dalla necessità, ha di fronte a sé soltanto una soluzione: emigrare. La nuova classe dirigente sarda e il piano di rinascita ereditano, consapevolmente, anche questo fenomeno negativo della realtà della Sardegna di oggi. Scusi, vorrei farle alcune domande. Sì, Perché vuole emigrare lei? è perché non c'è lavoro qui in Sardegna. Ma se in Sardegna ci fosse possibilità di lavoro, lei tornerebbe? Dipende dalla gente, dipende dal lavoro e come trattano gli operai qui in Sardegna. Dove emigra lei? In Francia? Mettiamo che lei in Francia venisse a sapere che in Sardegna c'è lavoro. Che cosa farebbe lei? Beh, in certa qual maniera ritornerei. Prima mi informerei dei contratti di lavoro che ci sono qui, perché venire e ritornare in Sardegna senza essere sicuro del lavoro e sia dei soldi è inutile che ritorni. Va via solo? Sì. È sposato? No. E chi lascia qua? Lascio tutti. La mia famiglia, il padre, la madre, mia sorella. Dove vuole andare lei? Io vorrei andare in Germania. In Germania. Sì, Per fare che cosa? per lavorare. L'emigrazione, il cercare lavoro fuori della Sardegna, è anche una conseguenza delle profonde trasformazioni economiche e sociali che si stanno operando nell'isola. Ma non è la sola. Il contatto più stretto